Ciao, sono Filippo Fossa e in Malacarne interpreto due personaggi. Uno è Pantalone, che incarna il male, la sete di ricchezza. In questo spettacolo lo troviamo infatti alla ricerca del leggendario pozzo aureo di Aquileia. Lui è il conquistatore, il prevaricatore, rappresenta il potere. Per certi versi somiglia alla figura del Magnifico. È un personaggio che è funzionale affinché Malacarne possa avere la sua rivalsa. L'altro personaggio è Tergesteo, l'innamorato. E lui al male si oppone. La sua nemesi, oltre a Pantalone stesso, è soprattutto però il suo braccio armato, ossia il capitano Sorestan, con cui compete per l'amore di Bora e anche per affermare i suoi ideali pacifisti che si contrappongono a quelli del capitano. Questa per me è stata la prima esperienza su un palco di commedia. Prima avevo conosciuto questa forma teatrale solamente in forma di studio e è stato un incontro-scontro tosto. È una forma teatrale piena di aspetti complessi e per me nuovi come la meccanica della maschera, le acrobazie, i duelli, le pantomime. Ed è però stato molto divertente poter fare nella stessa opera un personaggio positivo e uno decisamente malvagio. Sono Claudio Colombo e interpreto due personaggi, Caragoz e il capitano Tristano Sorestan. Caragoz lo abbiamo preso in prestito dal teatro d'ombre tradizionale della Turchia, di cui è il personaggio principale, ma nella nostra ballata lo vediamo al servizio di Pantalone. Caragoz è l'ultimo fra gli ultimi, nato e cresciuto come servo. Lui non ha mai conosciuto la libertà ed è per questo che la desidera. È un personaggio straniero e per rendere questo noi abbiamo cercato di non cadere nella macchietta ed è così che il nostro Caragoz parla in un italiano strano con una costruzione sintattica tutta particolare, alla maniera del maestro Yoda di Guerre Stellari, con in aggiunta alcuni termini presi dall'arabo e dal turco, oltre che da altre lingue di popoli che facevano parte dell'impero ottomano, come ad esempio il bosniaco e il greco. Il capitano Tristano Sorestan invece è il comandante dell'esercito veneziano e per lui ci siamo ispirati a colui che storicamente vendette il patriarcato di Aquileia alla Serenissima, e cioè Tristano Savorgnan, di cui c'è un rimando nel nome, nel quale giochiamo anche con il termine friulano Sorestan, che significa colui che sta sopra, cioè il padrone. Essendo però io lombardo, lo abbiamo immaginato come un mercenario al soldo di Venezia e per lui abbiamo costruito un gramlò di dialetti lombardi, un po' come l'operazione fatta da Dario Fo nelle sue giullarate. Ciao a tutti, sono Federico Scridel e sono colui che avrà, per quello che riguarda un friulano, l'onore di interpretare Malacarne, la prima maschera friulana. Malacarne è una persona straordinariamente legata alla propria terra. È terra, infatti fa il contadino ed è disposto addirittura a sottostare ai ricatti di un dominatore come Pantalone pur di rientrare in possesso della propria terra, ma lo vuole fare onestamente, cioè guadagnandosi il favore di Pantalone facendo un lavoro per lui, in modo che questo gli potrà permettere di chiedere in cambio un favore, diciamo così, a Pantalone per tornare ad essere proprietario della propria terra, tornare ad essere contadino e quindi libero. La cosa che più di tutte ha accompagnato il percorso mio e di Malacarne è stato il percorso linguistico, perché essendo io un madrelingua, ossia colui che è nato e per prima tra tutte le lingue ha parlato il friulano, almeno fino ai 3-4 anni è stata l'unica lingua che ho parlato,
è veramente dentro di me questa lingua. E imparare, grazie all'aiuto del regista e dei compagni, a trasformare questa lingua il più possibile in una lingua che fosse comprensibile anche al di fuori del nostro territorio, è stato veramente un percorso e un lavoro molto difficile ma molto interessante. Quindi anche l'idea di diventare un esportatore di friulano è un altro piacere e un onore. Così potremo far conoscere la maschera di Malacarne e come dire, la maschera del friulano anche, come si dice da queste parti, al di là dell'aghe, cioè al di là dell'acqua, ossia fuori dal Friuli. Non vedo l'ora di cominciare.